Va ora in onda la rassegna stampa. Radio Libertà, le trasmissioni tornano in diretta con la rassegna stampa di Giulio Cainarca. Grazie a Federico Borsari in regia. Scusate il ritardo, ascoltatrici e ascoltatori, ma sta andando a catafascio tutto, compreso il computer attraverso il quale viene fatta la diretta, per cui Angelucci, salvaci tu e fai in fretta, perché qua sta andando a fondo tutto quanto detto per come sta andando. Speriamo bene di continuare la nostra meravigliosa esistenza. Comunque siamo in ritardo e non perdiamo altro tempo perché già l'incazzatura è al vertice, alle stelle, al top. Ci si prepara, si fa il proprio lavoro e salta il computer perché è una baracca indescrivibile. Benissimo, detto questo e lavate le mutande in pubblico, andiamo subito, ricordiamoci il sito di Radio Libertà, quello sì funziona, radiolibertà.net e volendo anche la pagina Facebook di Radio Libertà per vedere cosa succede oggi. Oggi ci sono tanti begli appuntamenti a partire subito dopo di noi dal garage dell'Alfista di Antonino Danna, dopodiché forse credo Tax Girl con Giorgia Pacione di Bello dalle 10 alle 11, una gemma in cucina, imperdibile dalle 11 alle 12, alla scoperta delle gemme della cucina, ma anche della nostra cultura, cultura e arte specificamente dalle 12 alle 13 con Andrea Rognoni, dalle 13 alle 14 l'angolo della musica classica, impareggiabilmente condotto, sempre con ospiti d'eccellenza da Oretta Pierotti Cei. Intanto vediamo le notizie del giorno, prima pagina dedicata questa mattina dal... Chiedo scusa, prima pagina sono un po' in verso, si sarà capito per motivi molto pratici, comunque al di là di questo, prima pagina dell'agenzia ANSA dedicata all'emergenza, arrivata a Crotone una barca con 500 migranti, peschereccio in pessime condizioni, a bordo ci sarebbero solo uomini e alcuni minorenni, in gran parte provenienti dall'Afghanistan, secondo quel che racconta l'agenzia ANSA. Poi c'è il calcio, del quale ci importa poco, e Li Qiang, eletto nuovo premier cinese, con 2.936 voti su 2.947, precisa l'ANSA al Congresso del Popolo. La festa a sorpresa per i 50 anni di Matteo Salvini, con Meloni e Berlusconi, su Dagospia ci sono anche brani di loro impegnati a cantare al karaoke o giù di lì, al pianoforte, e poi fallisce la Silicon Valley Bank, le borse vanno giù, si teme il contagio, i tentativi del gruppo finanziario di raccogliere i fondi sono falliti. È il maggior default dopo il collasso di Washington Mutual nel 2008. L'economia statunitense ha creato 311.000 posti di lavoro. Joe Biden dice il mio piano, Inflation and Reduction Act, 370 miliardi, 369 miliardi di dollari da iniettare nell'economia, il mio piano funziona, dice il presidente degli Stati Uniti. L'ex ministro greco Varoufakis aggredito in un quartiere anarchico ad Atene, gli hanno spaccato la faccia, letteralmente, frattura al naso per l'ex ministro fuori da un ristorante. E poi il bonus famiglie da metà anno contro il caro bollette per premiare i risparmi per le imprese, credito modulato sul prezzo del gas. Elly Schlein chiude l'accordo, proporrà Bonaccini presidente del Partito Democratico. Il Papa si dimetterà solo se la stanchezza lo annebbierà, e poi è stata bocciata dal Consiglio di Stato la proroga delle concessioni balneari. Niente rinnovo automatico delle concessioni demaniali marittime, ma la Lega rivendica la norma. Bisogna accelerare la mappatura delle concessioni delle spiagge. Per Bonelli dei Verdi è una sconfitta per il governo Meloni. Non ha commentato su Maoro, è scomparso completamente. A proposito di Verdi e sinistra e libertà varie, soprattutto la sua e quelle dei suoi familiari. Germania, blitz in farmacia, un arresto e nessun ferito. Un sequestratore teneva in ostaggio da alcune ore 2 persone, secondo i media aveva chiesto un riscatto milionario. Dopodiché abbiamo un nuovo patto in chiave anticina fra la signora von der Leyen, la baronessa von der Leyen, e il presidente degli Stati Uniti Biden, dai minerali alla tecnologia, accordi tra Stati Uniti e Unione Europea per ridurre l'influenza cinese, un aereo di ITA, la gloriosa Alitalia, ciò che ne è rimasto, per Linate, pesa troppo, alcuni passeggeri fatti scendere con un voucher di 250 euro più il biglietto nuovo. E ancora la Resistenza, una cagata, blocco studentesco contro l'ANPI,
A Brescia uno striscione affisso nella notte da un gruppo di destra. La resistenza è una cagata pazzesca, c'è scritto sullo striscione. Netanyahu da Meloni promette più gas verso l'Italia. Il primo ministro israeliano è stato ieri a Roma, a Palazzo Chigi. Sit-in israeliani a Roma contro di lui, dittatore, vergogna. Poi maltrattavano disabili a Brescia, un'altra notizia di prima pagina dell'Ansa di stamani, scoperti grazie ai video dei NAS. 5 operatori sono stati allontanati dalla struttura d'accoglienza. I carabinieri hanno documentato almeno 80 episodi di vessazioni fisiche e psicologiche, volutamente eluse le operazioni anche di pulizia. Mosca invece attacca gli Stati Uniti sul gasdotto Nord Stream e anche sul golpe in Georgia. L'Ucraina ha avuto il primo sistema Patriot di Stati Uniti e Germania, scrive intanto il Financial Times, e l'esercito ucraino contrattacca, colpiti i centri logistici russi. Il capo della brigata Wagner, filo putiniana ovviamente russa, sui rifornimenti tagliati fuori da Putin. Lavrov, il ministro degli esteri russo, sottolinea: in Georgia tentato cambio di potere, un golpe sostanzialmente, mentre si chiude con la cronaca. Arrestato pirata della strada, ha investito un uomo in monopattino a Milano che è morto poco dopo i primi soccorsi, aveva la patente ritirata e il divieto di uscire di casa dalle 22 alle 7 per un precedente analogo nel 2022 e dopo 26 anni il pentito Spatuzza torna in libertà, scrive il sito dell'Ansa. In prima pagina subito diamo un'occhiata agli amici del Quotidiano di Sicilia, che apre con un tema purtroppo di perenne attualità, vale a dire la ludopatia, fenomeno in crescita, giochi pericolosi, mentre il giro d'affari del settore legale ha già raggiunto i 140 miliardi annui. I casi gravi anche fra i giovani aumentano, ma in Sicilia i fondi previsti per aiutare chi è in difficoltà non vengono spesi, scrive il Quotidiano di Sicilia, che in primo piano poi si occupa del TAR che conferma lo stop alla regione per Casa Sicilia a Cannes, respinto il ricorso della Absolute Blue contro l'annullamento in autotutela degli atti di affidamento diretto. Si tratta di una vicenda esclusivamente locale o sostanzialmente locale, mentre come al solito la pagina 4 è dedicata ai temi fiscali, all'economia, all'Agenzia delle Entrate, i risultati, le prospettive. Il Quotidiano di Sicilia lo abbandoniamo per andare a dare un'occhiata anche al Riformista, poi ci arriviamo dopo alle prime pagine dei quotidiani. Intanto però sul quotidiano di Piero Sansonetti, oggi è un po' tutta rapsodica la rassegna stampa perché abbiamo così, ci siamo affidati all'edicola e l'edicola ci spara fuori come vuole lei le cose, non conta l'ordine, conta la sostanza delle questioni. Gli scafisti sono dei poveretti, scrive oggi il quotidiano Il Riformista. La firma principale è quella dell'avvocato Gian Domenico Cagliazza. Sono poveretti, i trafficanti veri sono altri e se la ridono del decreto che promette pene dure. Il decreto appena elaborato, prodotto, approvato dal governo. Sul Foglio invece c'è una interessante questione, o meglio, rivelazione, mettiamola così, del direttore Claudio Cerasa. Il Foglio è venuto in possesso di 12 minuti audio inediti del ministro Nordio e dei suoi propositi di cambiare la giustizia. 12 minuti del ministro Nordio che parla a Londra. Limiti alla carcerazione preventiva, ripensare la detenzione per le tossicodipendenze e altro. Una riforma garantista e possibile, scrive il direttore del Foglio in prima pagina sui Nordio File, come vengono battezzati dal direttore Cerasa, che cambiano la giustizia. Oltre Cutro c'è forse di più. Il Foglio ha ricevuto un audio inedito, formidabile, che riporta alcune parole importanti consegnate qualche giorno fa dal ministro della Giustizia Carlo Nordio a un evento organizzato da alcuni studenti a Londra, della London School of Economics. Le parole di Nordio non riguardano, come è capitato spesso in queste settimane, solo elementi di teoria, cioè di buona narrazione, diciamo così, scrive il Foglio. Non è solo teorico ciò che dice Nordio, teorie che poi si scontrano con la realtà dei fatti, come è successo a Cutro per l'ennesima volta, dove il ministro Nordio, come ha ricordato ieri sulla Stampa Mattia Feltri, ha fatto l'opposto di quello che aveva sempre promesso, cioè in pratica dare il suo ok all'aumento delle pene per governare un fatto di rilevanza mediatica.
come gli scafisti, le pene agli scafisti. Stavolta le parole riguardano qualcosa di concreto, in particolare una giustizia, una proposta, una notizia destinata a far discutere fuori e dentro la maggioranza. L'audio dura 12 minuti, al centro del pensiero di Nordio c'è una novità sorprendente che il governo potrebbe mettere in campo alla fine di aprile, sfidando le pulsioni securitarie della destra giustizialista che animano la maggioranza. Il tema riguarda le carceri. Dice Nordio che è arrivato il momento di limitare la carcerazione preventiva, la possibilità che una persona venga incarcerata prima di essere processata e condannata. Ora il governo è pronto a individuare una novità per limitare la possibilità che una persona venga incarcerata prima del processo, salvo casi di flagranza. Oltre a questo, una serie di ripensamenti anche sulla detenzione per le tossicodipendenze e altro. Vedremo se Nordio confermerà o meno queste rivelazioni, tra virgolette, del Foglio oppure no. Dal Foglio però andiamo a vedere alcune delle notizie del giorno prima delle prime pagine dei quotidiani. Tra le notizie Dagospia apre la sua prima pagina con ampia documentazione fotografica e anche audio-video. Naturalmente ha cantato Meloni, ha cantato Salvini, ha cantato Berlusconi, ma nel senso proprio, cioè hanno cantato per fare festa perché era il compleanno di Matteo Salvini, per mettere allo stesso tavolo Berlusconi e Meloni con i rispettivi partner. Ci voleva la festa a sorpresa per i 50 anni di Matteo Salvini, organizzata in gran segreto, ma poi dilagate le foto e i video ovunque, naturalmente da Francesca Verdini, la compagna di Matteo Salvini, in un agriturismo fighetto in provincia di Como. Un centinaio gli invitati, amici stretti, parenti, leghisti di Nuovo e Vecchio Conio, presente anche Antonio Angelucci, salvaci tu, salva la radio, che ha da poco acquistato il 70% del giornale da Berlusconi. Cosa ci facevano di bello Flavio Cattaneo e Sabrina Ferilli tra Alessandro Sallusti e Nicola Porro? Cercasi disperatamente un posto alle poste? Si parla di Cattaneo come amministratore delegato delle poste italiane. I grandi assenti non c'erano Ronzulli, Sgarbi, Attilio Fontana, Feltri, Minzolini, Belpietro. C'è anche il menù, poi un video stracult dove il capitone e la ducetta, cioè Salvini e Meloni, cantano la canzone di Marinella di De André. Per quanto concerne il menù, cos'è che c'era da mangiare? Beh, insomma, ve lo guardate su Dagospia, c'è la ricotta, le alghe, le erbe aromatiche, gli spinaci, tanta bella roba per 50 anni di Matteo Salvini in home page su Dagospia per i curiosi. Mentre a proposito di governo, scintille tra Meloni e i giornalisti sulla notte di Cutro, la conferenza stampa dopo il Consiglio dei Ministri a Cutro, per il debutto anche del portavoce Secchi, che tutti criticano perché ha fatto figure di palta, dicono tutti, ha dato sulla voce, sembrava lui il protagonista e bla bla bla. E comunque la segnalazione di Frontex dell'imbarcazione che si avvicinava alle coste italiane, che poi si è tramutata in una tragedia, è delle 22:36 di sabato. Il naufragio c'è stato quasi all'alba di domenica. Quello di Cutro è un caso molto particolare, ha detto Giorgia Meloni, e se qualcuno dice che c'è stata volontà delle istituzioni di girarsi dall'altra parte, questo è grave. Giorgia Meloni respinge con forza qualsiasi ricostruzione giornalistica che faccia riferimento a mancanze del governo o alla volontà di non intervenire mentre accadeva il naufragio dell'imbarcazione piena di migranti, scrive prima online, prima comunicazione. Il Consiglio dei Ministri a Cutro è stato anche il debutto, a proposito di comunicazione, di Mario Secchi, capo ufficio stampa di Palazzo Chigi. Ha scritto il Fatto, non poteva essere più disastroso. Non lo ha aiutato Giorgia Meloni, che da Presidente del Consiglio si è quasi messa a litigare con i giornalisti presenti, rinfacciando le domande e sfidandoli sulle risposte. E lui, Secchi, conduttore poco ascoltato, a chiedere ai colleghi: state calmi, signori, non è mica un dibattito, e poi a bacchettarne qualcuno per un atteggiamento non molto professionale, ha detto Secchi ai colleghi giornalisti, come se fosse professionale quello che stava accadendo. Al di là del Secchi e della conferenza stampa, sui giornali ci sono alcuni dati interessanti su prima comunicazione, primaonline.it, vale a dire va abbastanza bene Repubblica, si può dire bene quando un giornale vende in tutto, cartaceo e digitale, 133.000 copie, cioè praticamente la metà di quelle che ne vende il Corriere. Il Corriere continua a essere nel gennaio
del 23, il quotidiano più venduto con 253.000 copie in tutto, tra cartaceo e digitale. La Verità continua a perdere copie, meno 2%, sul mese precedente, anzi sull'anno precedente, una classifica mensile sul gennaio del 22 vede La Verità aver perso più dell'11% delle copie, da 38.000 a 33.000 copie. Il Corriere della Sera rimane più o meno lì, 263.000 copie nel gennaio 22, 253.000 oggi. Repubblica è un po' risalita da 149.000 copie del gennaio 22 a 155.000 del gennaio 23, cioè di adesso. Pensate che la Gazzetta dello Sport è il terzo giornale per diffusione, vende oggi 144.000 copie tra cartaceo e digitale. Poi c'è il Sole 24 Ore, 132.000, Avvenire 98.000, La Stampa 91, Messaggero 68, Quotidiano Nazionale, Il Resto del Carlino ne vende circa 63.000, il Fatto Quotidiano 55.000, il Gazzettino 46.000, la Nazione 41.000, la Verità 33.000, il Giornale 29 e via dicendo. Queste sono le classifiche di vendita. A proposito di giornali, dove sta La Verità? Il quotidiano di Belpietro ha precisato che il capitale della società che controlla La Verità, la società 6, è attualmente detenuto al 78,12% da Maurizio Belpietro, al 16,93% da Nicola Benedetto, un imprenditore lucano, e al 4,95% da Mario Giordano. Quindi nessuna variazione nel capitale azionario è intervenuta. Perciò, fa sapere Belpietro, chiunque sostenga che La Verità sia stata venduta a terzi, cioè ad Angelucci, non solo dice il falso, ma lede gli interessi della nostra società editrice e della comunità di lettori che ci segue dal 2016. Ok, scrive Dagospia, il giornale non è stato venduto, ma la trattativa con gli Angelucci è in corso oppure no? Nel frattempo vi segnalo, prima delle prime pagine dei quotidiani, un'occhiata datela anche a tempi.it, c'è un bell'articolo di Rodolfo Casadei su Joe Biden che smonta la nostra economia con il suo piano di riduzione dell'inflazione da 369 miliardi di dollari. L'Europa sta a guardare. Pur di mantenere l'egemonia, gli Stati Uniti non si fanno scrupoli a danneggiare l'industria dell'Unione Europea con la concorrenza sleale travestita da rivoluzione green. Tanto Bruxelles non ha la forza per reagire. Un bel pezzo interessante c'è anche su insideover.com. Cosa dicono le email su, a proposito di Biden, il figlio di Biden, Hunter Biden, e Burisma, ovvero l'Ucraina. Emergono nuovi dubbi sugli affari, scrive Roberto Vivaldelli, sugli affari del figlio del presidente degli Stati Uniti, Hunter Biden, mentre i repubblicani alla Camera insistono affinché il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti spieghi il motivo per cui l'agenzia non ha ancora consegnato i documenti riguardanti la famiglia del presidente Joe Biden e in particolare le attività del figlio Hunter. Le email diffuse la settimana scorsa riguardanti il periodo in cui Joe Biden ricopriva la carica di vicepresidente 2009-2017 mostrano che l'ingresso di Hunter Biden, suo figlio, nel consiglio di amministrazione della compagnia energetica ucraina Burisma Holdings nel 2014 dopo Euromaidan, la piazza Maidan, ha provocato un certo imbarazzo all'allora numero 2 dell'amministrazione Obama, l'attuale presidente. Rivelano anche come la Casa Bianca abbia tenuto sotto stretto controllo i rapporti secondo cui Hunter Biden è stato costretto a lasciare la riserva della Marina dopo essere risultato positivo alla cocaina. Comunque, di sicuro il figlio di Biden ha avuto interessi economici, è stato anzi nel consiglio di amministrazione della compagnia energetica ucraina Burisma Holding. Non è una roba bellissima. A proposito di politica estera e di geopolitica, il mensile Limes se ne esce proprio oggi con un argomento, la Polonia imperiale. Questo sabato esce, proprio oggi, sabato 11 marzo, il mensile Limes, il secondo numero del 23 dedicato alla Polonia, un paese che sta svolgendo un ruolo chiave nella guerra scatenata dalla Russia e che da tale ruolo si appresta a trarre tangibili e duraturi benefici. Il conflitto in Ucraina ha infatti elevato lo status geopolitico della Polonia e ha accentuato lo spostamento verso nord-est del baricentro strategico dell'Europa. Complici lo smarrimento tedesco,
l'affanno degli altri paesi tradizionalmente filorussi, Italia inclusa, e il futuro allargamento dell'Alleanza Atlantica, Svezia e Finlandia. La funzione diligente, efficiente, determinata della Polonia come retroterra logistico e campione politico della resistenza ucraina alla Russia accresce agli occhi degli Stati Uniti l'utilità e l'affidabilità della Polonia, potenza dell'Est, ruolo in parte svolto fin dal 2014-15 dalla presa della Crimea e più in generale dalla stagione delle rivoluzioni colorate. E la Polonia, per canto suo, non fa mistero di voler uscire dal conflitto, dalla guerra russo-ucraina, confermata nel ruolo di principale bastione baltico dell'Alleanza Atlantica della NATO contro il nemico russo. Sugli scenari internazionali si sofferma anche il professor Giulio Sappelli con un articolo su ilsussidiario.net dove si parla della trappola della Georgia che l'Europa deve evitare. Le tensioni in Georgia rischiano di allargare il conflitto russo-ucraino. Conviene maneggiare con cura il tema dell'allargamento a est dell'Unione Europea, consiglia prudenza il professor Giulio Sappelli sul sussidiario.net. Rimanendo ancora per un momento alla pagina di politica estera, c'è un fatto molto importante e rilevantissimo in tema di geopolitica, la Cina che sta apparecchiando a modo suo il nuovo ordine mondiale. Notizia clamorosa, l'Iran e l'Arabia Saudita hanno concordato di riprendere le relazioni diplomatiche e di riaprire le rispettive ambasciate entro 2 mesi. L'accordo è stato raggiunto tramite la mediazione della Cina dopo colloqui tenuti a Pechino. La notizia è enorme, scrive giustamente Dago Spia, ma la trovate naturalmente su tutti i siti principali. La notizia è enorme. Teheran e Riyadh, cioè l'Iran e l'Arabia Saudita, rappresentano le due anime opposte dell'Islam, sunniti e sciiti, e si sono sempre odiate ben poco cordialmente. Iran e Arabia Saudita hanno concordato di riprendere le relazioni diplomatiche e entro 2 mesi riaprire le rispettive ambasciate. Le relazioni tra i due paesi del Golfo si erano completamente interrotte nel 2016, quando il religioso sciita Nimr Bakir al-Nimr venne giustiziato in Arabia Saudita. Un'ambasciata saudita a Teheran fu presa d'assalto da una folla inferocita. Adesso le relazioni tra i due paesi riprendono sotto l'egida della Cina. Di Varoufakis aggredito ad Atene, naso rotto per lui, si occupa anche l'agenzia AGI, ma tutte le agenzie. Un gruppo di persone lo ha aggredito prima verbalmente, poi fisicamente davanti a un ristorante della capitale greca. L'ex ministro ha subito una frattura del setto nasale, mentre in Spagna 7 giorni di lei trans ed è boom di uomini che si dichiarano donne, lo racconta Caterina Gioielli stamani su tempi.it. Chissà perché gli uffici dell'anagrafe in Spagna sono inondati dalle richieste dei maschi spagnoli. Tutti vogliono dichiararsi donne, vogliono cambiare genere, quasi nessuno però vuole cambiare nome. Sospettiamo frodi, dicono le autorità spagnole, ma non possiamo farci nulla. Gli spagnoli vogliono cambiare il proprio genere, ma non il proprio nome. A una settimana dall'entrata in vigore della famigerata legge trans, la lei trans, gli uffici dell'anagrafe spagnola sono stati presi d'assalto da una marea di uomini. C'è chi viene di persona, chi telefona per avere informazioni sui passi da compiere, ma il 100% delle domande che abbiamo ricevuto finora proviene da uomini che vogliono registrarsi come donne, spiegano alcuni funzionari dell'ufficio di Stato civile. Nessuno di costoro ha espresso il desiderio di cambiare nome. A loro interessa solo una nuova identità di genere. Nel frattempo, nelle aule di tribunale non si può entrare a viso coperto. È successo al Tribunale di Roma, dove il giudice Mauro Barbanti, non vaccinato, ha fatto togliere le mascherine in aula perché voglio vedervi in faccia, ha detto il giudice. Non sono un Novax, ma ho pagato per 2 anni le conseguenze della mia scelta. E non è finita qui. Qualche giorno ha rimbrottato a muso duro anche un avvocato, il giudice Barbanti, che fa togliere le mascherine in tribunale. Mentre a proposito di tribunale, a Sassari, questo lo racconta la Nuova Sardegna, rave party ai tempi del Covid, appunto, il GIP ha condannato ben 44 giovani, una multa di 9.000 euro per l'invasione di un'ex colonia a Oschiri, nei guai giovani di mezza Sardegna, sono ben 44.
Mentre sniffa cocaina in chiesa e posta il video, questa è simpatica, su TikTok, ora rischia una denuncia. L'uomo, racconta l'agenzia Agi, si era sistemato su una panca di una chiesa di Orbetello, nel Grossetano, in Toscana. Il video è diventato virale, questo che si tira di cocaina in chiesa, e ora rischia la denuncia per vilipendio in luogo di culto. Mi sa che siamo alla piccola pausa delle 8:30. Ci rivediamo, sempre che tenga la baracca. Tutte le domeniche, dalle 8 alle 10, la rassegna stampa del giorno e alcuni dei fatti principali della settimana che si è appena conclusa, con ospiti e telefonate in diretta. La domenica mattina non perdere contatto con la realtà, su Radio Libertà, senza filtri né censure. Quotidiano di Sicilia, il quotidiano d'Italia, l'informazione che ribalta i luoghi comuni, una vera visione dei fatti, l'Italia vista da sud. Ogni siciliano che vive in Italia e nel mondo è una risorsa, è protagonista della crescita della nostra nazione. Dai forza alla crescita della nostra isola, abbonandoti al QDS digitale più archivio a soli 99 euro annui. Quotidiano di Sicilia, il quotidiano d'Italia. Una scelta di valore. Molte nubi copriranno oggi i cieli del nostro paese, ma il clima sarà decisamente primaverile, soprattutto al nord. Nella prima parte della giornata ampio soleggiamento sulle regioni settentrionali, con cieli anche pressoché sereni, eccezion fatta per i confini alpini. Molte più nubi al centro-sud, seppur senza fenomeni associati. Nel pomeriggio non sono attese grandi variazioni, anche se qualche pioggia sarà possibile sul basso versante tirrenico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici. Avete ascoltato le previsioni del giorno. E la linea torna a Giulio Cainarca. Ottimamente, grazie a Federico Borsari in regia. Sniffa cocaina in chiesa, posta il video su TikTok, un simpaticone. Mentre c'è posto per te alla cultura, assessore alla cultura della giunta Fontana 2 in Lombardia, Francesca Caruso, avvocata civilista nello studio legale di Ignazio La Russa, molto legata al di lui figlio Geronimo, è la nuova assessora lombarda alla cultura. Faceva la vice sindaca e assessora alla sicurezza in quel di Gallarate. Commenta lo scrittore Pierluigi Panza: altro che rivoluzione conservatrice. Col governo Meloni si è passati ai rappresentanti di Fratelli d'Italia messi al Ministero della Cultura per disciplina di partito, a iniziare da Gennaro San Giuliano. La nomina di consulenti da Beatrice Venezzi, apprezzata per farsi chiamare direttore e per la pubblicità del Bioscalin, a Mogol risponde tutto a logiche estemporanee e Sgarbi nel ruolo di sottosegretario, scrive Pierluigi Panza, inarcando il sopracciglio. Intanto la californiana Silicon Valley Bank chiude e fallisce dopo le maxi perdite e paura sui mercati. JP Morgan ieri consigliava: comprate il titolo. Se ne occupa in particolare in dettaglio anche il Fatto Quotidiano online.it. Silicon Valley Bank, una banca di dimensioni relativamente piccole focalizzata sul settore high tech, si è trovata a corto di capitale in seguito a perdite da 2 miliardi di dollari per i suoi investimenti. Soffre tutto il settore bancario europeo per la paura di contagi. Vi segnalo poi su internazionale.it un pezzo molto interessante di Anna Maria Testa, nome storico della pubblicità e della comunicazione in Italia, sulla lunga strada dell'intelligenza artificiale. Non perfetta, ma straordinariamente impressionante. Così McKinsey, società internazionale di consulenza strategica, ha descritto in un recente articolo le prestazioni di ChatGPT, il modello di intelligenza artificiale per elaborare testi di cui si sta molto parlando.
La sensazione, scrive Anna Maria Testa, è che se fosse esistita una formula superlativa, ancor più superlativa di straordinariamente impressionante, gli autori avrebbero usato quella. Il motivo di tanto sbalordimento è molto semplice. La McKinsey ha chiesto a ChatGPT di scrivere, nello stile McKinsey, il paragrafo di apertura di un articolo su come l'intelligenza artificiale influirà sul mondo degli affari e ha scoperto che l'intelligenza artificiale è in grado di farlo. Compiono esperimenti analoghi molti altri, tra questi l'Atlantic, che pubblica un gustoso articolo di critica alle prestazioni dell'intelligenza artificiale, la quale non ha la capacità di comprendere realmente la complessità del linguaggio, delle conversazioni umane. È un programma semplicemente progettato per generare parole a partire da certi input, ma non ha la capacità di comprenderne il significato. Dunque, qualsiasi risposta sarà probabilmente piatta, superficiale, senza acume. Il fatto notevole, però, è che in un curioso gioco di specchi, questo testo è stato scritto dalla medesima intelligenza artificiale in risposta alla richiesta di produrre nello stile dell'Atlantic un articolo critico nei confronti dell'intelligenza artificiale. Il pezzo prosegue ed è molto acuto, come acuta è la sua autrice, naturalmente Anna Maria Testa, che dei meccanismi di comunicazione è super esperta. Andiamo comunque adesso a vedere le prime pagine dei quotidiani di oggi. Cominciamo dal quotidiano Avvenire, il quotidiano di ispirazione cattolica. Si torna a salvare. Finalmente, scrive Avvenire, la Guardia Costiera, ma anche la Marina Militare hanno soccorso 3 barconi con oltre 1.300 migranti. L'intervento di mezzi della difesa è un segnale di Crosetto a Salvini dopo le tensioni sul decreto, cioè Crosetto fa sapere a Salvini: sulla difesa comando io, ci mando le navi della Marina Militare a salvare gli immigrati. Fanno la gara a chi è più buono nel governo. Mentre Europa e Italia sono in preghiera per ottenere la pace in Ucraina, tragedia di Haiti, il reportage di Lucia Capuzzi da Port-au-Prince, dove la vita non vale nulla. Gli scontri fra bande stanno continuando a dilaniare il paese, che fu anche colpito da un terremoto i cui effetti non sono mai finiti. I ragazzi, l'unica ragazza, sono giovanissimi e ben armati, sventolano il Kalashnikov a mo' di saluto. Stanno tutto il giorno all'incrocio, oltre il Deyemi, il muro che segna l'entrata a Cité Soleil, baraccopoli emblematica di Haiti, e al territorio di Gabriel Jean-Pierre alias T. Gabriel, capo incontrastato di GPEP, una delle oltre 200 bande che si spartiscono Port-au-Prince, Haiti. Cité Soleil è l'epicentro del raccapricciante, lo ha definito così l'ONU, quanto dimenticato conflitto haitiano, scrive Avvenire. Da Avvenire passiamo alla prima pagina, se ci arriviamo, del Corriere della Sera. Eccolo qua. Il Corriere apre con un titolo principale dedicato ai soccorsi in mare. 1.300 migranti salvati. Tensioni su Cutro. 3 barconi in difficoltà. Anche la Marina Militare va in aiuto alla Guardia Costiera. Su Cutro ancora tensioni tra i partiti, patto con Salvini. E poi l'accusa di Mosca della Russia sul Nord Stream. Gli Stati Uniti colpevoli del sabotaggio. L'articolo lo vediamo dopo più in dettaglio. In taglio alto ancora sul Corriere della Sera: tasse non pagate, sconti del fisco agli evasori che collaborano. Questo è contenuto nella bozza della delega per la riforma fiscale. Critiche della CGIL su questo. Serve un fisco amico delle imprese, dice invece Carlo Bonomi di Confindustria. E poi ancora dialogo aperto tra Palazzo Chigi e il cosiddetto terzo polo, cioè Renzi e Calenda. E poi la cronaca. Prima di tutto una battaglia culturale, perciò abbiamo deciso di denunciare l'albergo per discriminazione, dice la mamma di Tommaso, disabile, è stato allontanato dal ristorante e il gruppo familiare perché il figlio disabile disturbava i clienti. Così raccontano i genitori del disabile. Domande inevase invece è il titolo del pezzo di commento principale editoriale del professor Sabino Cassese, giudice emerito della Corte Costituzionale, critico sulle iniziative della Procura di Bergamo e di Crotone in tema di indagini Covid e indagini sulla barca che si è rovesciata in mare con 70 passamorti, mentre il sindaco PD di Bologna, Matteo Lepore, ha deciso che sulle targhe delle strade di Bologna coloro che si opposero al nazifascismo non saranno più indicati come patrioti, ma come partigiani.
Forse perché c'è il governo di destra, si domanda perfino l'arciprete Massimo Gramellini. Mentre lasciamo il Corriere, andiamo a vedere la prima pagina del Fatto Quotidiano di Marco Travaglio. Adesso ci arriveremo con molta calma, con tutta la calma disponibile. Il Fatto Quotidiano apre con l'ingiustizia. La loro unica guerra è quella contro i pubblici ministeri. La loro di chi? Dei due figuri rappresentati in prima pagina, cioè Silvio Berlusconi e Matteo Renzi. Meloni ha revocato la parte civile di Palazzo Chigi contro Berlusconi e Renzi ha ridenunciato il pubblico ministero Luca Turco. I gemelli dell'impunità, battezza così Berlusconi e Renzi il Fatto Quotidiano. I processi sono Puttanopoli a Bari, ovviamente per Berlusconi, e Open a Firenze, la fondazione di Renzi. Paura di altri morti, è stata richiamata la Marina dietro fronte del governo, sottolinea il Fatto in prima pagina. Sono stati soccorsi 1.300 migranti e 4.000 ne sono sbarcati in 4 giorni. Alla faccia del pugno di ferro, Frontex aveva avvistato i barconi, la Grecia li ha ignorati, la Guardia Costiera italiana ha chiesto aiuto, alla fine si è fatto ricorso alle forze armate, alla Marina Militare, intervento che Salvini aveva fatto escludere dal decreto Cutro, il quale decreto sarà anche in vigore, ma chi se ne frega. Intanto, sempre dalla prima pagina del Fatto, la Cina mette d'accordo i sauditi e l'Iran, sono riprese le relazioni diplomatiche, e poi Marco Travaglio ironizza sull'aggettivo terracqueo usato da Giorgia Meloni per dire che rincorreremo dappertutto gli scafisti. Capirai che paura che questi si fanno, però ti voglio vedere a rincorrerli non solo per l'acqua ma anche per la terra, perché terracqueo vuol dire così, puntualizza il professor Travaglio, che lasciamo per andare alla prima pagina del giornale, apertura sulla cricca 5 Stelle, i moralizzatori moralizzati. Cos'è successo? Beppe Grillo va verso il processo per favori politici alla società di navigazione Moby dell'imprenditore Onorato. In cambio di 240.000 euro per il suo blog, Grillo avrebbe fatto favore politico appunto alla società di Onorato. Se ne occuperà Toninelli, assicurava il comico intercettato mentre parlava appunto con l'imprenditore. Scrive Luca Fazzo, nemmeno nella Prima Repubblica si era arrivati a tanto. Pagamenti in contanti per comprare le iniziative dei ministri. Questo, dice la Procura di Milano, è quanto avveniva nel partito che gridava onestà. I 3 ministri più importanti del Movimento 5 Stelle, compreso il vicepresidente del Consiglio, si muovevano tra il 2017 e il 2019, secondo la Procura di Milano, eseguendo gli ordini del fondatore Beppe Grillo in favore di Vincenzo Onorato, l'armatore della disastrata compagnia Moby. In cambio, 240.000 euro affluirono nelle casse private di Grillo e del suo blog. Dopo oltre un anno di indagini, ieri la Procura di Milano ha chiuso il fascicolo a carico di Grillo e dell'imprenditore Vincenzo Onorato, appunto l'armatore della disastrata compagnia Moby. A carico di entrambi c'è il reato di traffico di influenze illecite, per il quale la Procura è pronta a chiedere il rinvio a giudizio. Negli atti depositati c'è l'elenco dei ministri grillini che eseguivano i desideri del garante di Beppe Grillo. Non sono indagati perché non risultano avere incassato denaro nei vantaggi. Il denaro l'ha incassato il blog di Beppe Grillo. Hanno solo obbedito al padre padrone. Nell'avviso inviato ieri, la Procura afferma che Grillo Giuseppe, il comico, sfruttando relazioni esistenti con parlamentari eletti per il Movimento 5 Stelle, nominati ministri del governo in carica all'epoca dei fatti, si faceva dare e promettere indebitamente da Onorato Vincenzo denaro e altre utilità. In concreto 240.000 euro nel 2018, mascherati da contratti con il blog, oltre all'organizzazione del comizio di Grillo a Torre del Greco il 12 febbraio del 2018. A Torre tutto è pronto per un comizio del tuo partito, scrive l'armatore da perfetto cucù all'ex comico. Torre è la capitale del regno dei marittimi disoccupati, 60.000 persone, ti riempio la piazza principale, scrive il fantastico imprenditore al comico. Tra gli obbedienti agli ordini di Grillo, la procura elenca Danilo Toninelli. Se andate su TikTok vi divertite perché adesso fa il mezzo comico anche lui
e bastona a destra e a sinistra, fa il castigamatti, il fustigatore dei costumi, il moralista, il Toninelli, il quale si metteva disciplinatamente, ma è normale, a disposizione del capo, del padre padrone. Tra gli obbedienti, infatti, agli ordini di Grillo c'era l'allora ministro dei trasporti Toninelli, che nel 19 chiede alla Commissione europea, guarda un po', di limitare gli sgravi fiscali alle compagnie che imbarcano personale nazionale. Scrive Grillo a Onorato: ho convinto Toninelli a occuparsi della questione a Bruxelles. Il Toninelli un po' recalcitra, scrive a Grillo che Onorato è amico e finanziatore di Renzi, ma Grillo non sente ragioni. A Toninè: vai avanti e non rompere le scatole, comunica Grillo comunque poi ad Onorato di avergli detto così. Toninelli scrive: io ho risposto di andare avanti, comunica Grillo a Onorato il 12 giugno. Nel secondo capo d'accusa compare anche Luigi Di Maio, lo scomparso Luigi Di Maio, scomparso naturalmente dai radar della politica e della comunicazione per il momento. Luigi Di Maio era ministro del lavoro all'epoca e vicepresidente del Consiglio. Nel luglio 19 Toninelli e Di Maio oliano il pagamento alla Moby dei soldi per i collegamenti con le Tremiti, nonostante le pendenze di un procedimento con l'antitrust. Si sono messi al servizio, insomma. Grillo va a processo con l'amico armatore, ma ci sono di mezzo anche i ministri del governo Conte. In prima pagina poi sul giornale: invasi dai barconi, salvati 1300 migranti, con il capogruppo leghista Romeo che dice è un'ondata da arginare. E poi ancora Xi Jinping, l'ultimo imperatore della Cina comunista, per la terza volta eletto all'unanimità presidente, e finalmente si faccia qualcosa di diverso in prima pagina sul giornale. Qualcuno lo ricorderà: Arturo Merzario, lo ricorderete, un uomo che ha cominciato a correre in macchina nel 62. Sono un uomo fortunato, dice oggi al giornale. Sono qui a festeggiare gli 80 anni con mia moglie, sempre la stessa, da quasi 60 anni, figli, nipoti, famiglia allargata. Ho detto fortunato e non il più bravo. Ho salvato Lauda dalle fiamme, ma l'ho sempre chiamato stronzo. Lasciamo con ciò la prima pagina del giornale e andiamo a vedere anche il Mattino di Napoli, che apre sulla questione migranti, un'altra odissea, ma ci sono stati tantissimi salvataggi, 4.000 persone sbarcate negli ultimi 4 giorni, e poi PNRR, la pernacchia europea, il Sud è in ritardo, manca personale adeguato ai piani, dice la Svimez, una ottima società di studi che da 195.000 anni produce studi eccezionali sul meridione. Amministrazioni senza dirigenti specializzati, PNRR in bilico al sud. Dallo studio condotto su 600 comuni, pubblicato sull'ultimo numero di Informazioni Svimez, emergono limiti e criticità che rischiano di vanificare il loro sforzo, quello dei sindaci e dei comuni, come dimostra la minore aggiudicazione di bandi rispetto alla media dell'Italia e del nord. Il sud meno celere anche nell'affidamento dei lavori, dai 2 ai 4 mesi in più rispetto alle altre aree del paese, scrive il quotidiano napoletano. Il Tempo di Roma apre con gli sbarchi continui, emergenza immigrati raddoppiati nel 2023, siamo ormai a quasi 18.000, Lampedusa scoppia, la Guardia Costiera ha soccorso 1.800 profughi nelle ultime 24 ore, 4.000 in 4 giorni, Meloni trova alleati nell'Unione Europea, ma è stallo sui ricollocamenti, cioè cari amici italiani, ve li tenete voi gli immigrati, perché l'Europa è solidale, ha il cuore caldo, le mani aperte, pronte ad abbracciare, le braccia aperte. Xi Jinping rieletto, capirai che notizia, e poi Londra che paga Parigi per fermare i clandestini, un accordo da oltre $500 miliardi, però vediamo poi dopo un'intervista al premier britannico su Repubblica, al premier Sunak. Pronta la nuova giunta Rocca, oggi l'annuncio ufficiale, la nomina degli assessori anche nel Lazio, scrive il Tempo. Repubblica apre la sua prima pagina stamattina con i migranti, l'altra Italia, salvataggi di qua, salvataggi di là, e negli Stati Uniti crolla la banca della Silicon Valley, l'incubo è una nuova Lehman Brothers. E poi c'è appunto l'intervista di Antonello Guerrera al premier britannico Rishi Sunak: noi duri con i clandestini, ora tutti i paesi ci imitano, dice il premier britannico. C'è anche la guida degli alpini per evitare le molestie in prima pagina su Repubblica, ma andiamo alla intervista di Antonello Guerrera, peraltro da Parigi a Rishi Sunak, in treno verso Parigi. Il primo ministro britannico compare sull'Eurostar, su cui siamo saliti
a Londra. Se sono già stanco di essere leader del mio paese, no, ne sono orgoglioso, dice ai giornalisti in viaggio con lui, tra cui Repubblica, unico giornale dell'Unione Europea ammesso a parlare col primo ministro inglese. Rishi Sunak, 42 anni, successore di Boris Johnson e Liz Truss, in viaggio verso Parigi, prima visita di un leader del Regno Unito in Francia dopo 5 anni di frizioni e litigi. Nel pomeriggio l'incontro con Macron. È un nuovo inizio, assicura Macron, anche se gli fa notare a Sunak che la strada è ancora lunga per tornare ai rapporti pre-Brexit. Comunque si sono riallacciati i rapporti tra Francia e Gran Bretagna. 2 settimane fa l'accordo Brexit tra Unione Europea e Regno Unito sull'Irlanda del Nord, che il primo ministro britannico ha chiuso in poche settimane dopo le infinite trincee di Boris Johnson. Ieri l'annuncio di 543 milioni di euro in 3 anni dai britannici ai francesi per pattugliare le coste e evitare i viaggi dei barconi di immigrati nella Manica verso Londra, dopo il controverso disegno di legge inglese che prevede di arrestare, espellere, vietare il diritto d'asilo a chiunque arrivi irregolarmente in Inghilterra. A fine mese poi arriverà a Parigi anche Re Carlo III per la sua prima visita all'estero. Comunque, la prima domanda dell'inviato di Repubblica, l'unico giornale europeo ammesso a parlare sul treno che lo porta a Parigi con Rishi Sunak, il premier britannico, come reagisce la prima domanda di Repubblica alle critiche contro il nuovo durissimo disegno di legge contro chi sbarca irregolarmente in Inghilterra? Risponde il primo ministro inglese: l'immigrazione non è un problema solo britannico, ma europeo. La nostra collaborazione crescente con la Francia per pattugliare le coste è l'inizio di un percorso positivo. In futuro avere discussioni con l'Unione Europea sull'immigrazione è certamente nei nostri piani, così come con Frontex. Perché la bacchetta magica non ce l'ha nessuno, siamo solo all'inizio di un lungo viaggio. Matteo Salvini l'ha lodata per la sua legge anti-sbarchi severa ma giusta. Questo la imbarazza? Chiede Repubblica al primo ministro inglese, che non raccoglie la provocazioncina provinciale all'italiana. La definirei dura ma giusta questa legge, risponde Sunak. Non credo sia etico continuare a insistere con questo status quo in cui le persone muoiono in mare, come al largo delle coste italiane, sfruttate dalle gang criminali. Anche perché le nostre risorse e generosità sono aiutare vulnerabili e bisognosi, ma vengono prosciugate da coloro che sbarcano illegalmente. L'ex campione di calcio e stella della BBC, Gary Lineker, vi accusa di parlare dei rifugiati come facevano i nazisti. Invece, risponde il premier britannico, credo che la nostra linea sia la cosa più giusta anche dal punto di vista morale. È il modo migliore per non far finire i più deboli nelle mani di aguzzini senza scrupoli. Non c'è nulla di compassionevole in questo approccio. Gli altri paesi seguiranno la linea britannica. La Francia, osserva il primo ministro inglese, sta pensando di limitare il diritto d'asilo. La Germania ha l'eventualità di inviare migranti irregolari in paesi terzi, come noi li mandiamo in Ruanda. E l'Italia vuole sorvegliare meglio il Mediterraneo. Tutti stanno agendo in qualche modo, perché l'anno scorso l'Europa ha visto un 60% di migranti in più rispetto al 21 e abbiamo visto la tragedia in mare di qualche giorno fa proprio in Italia. Dopodiché si passa a parlare di Regno Unito e Unione Europea, che possono essere sempre più amici. E ancora la questione Cina, Russia e Ucraina, dobbiamo fare il massimo affinché sempre meno paesi sostengano la Russia, eccetera, eccetera. Sui migranti la nostra linea dura difende i più deboli, è la tesi del primo ministro inglese. Andiamo rapidi a vedere anche la prima pagina della Stampa di Torino. Governo in tilt sui migranti, qualcuno adesso vuole cambiare la Bossi-Fini, questo qualcuno è un uomo di peso, è il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Mantovano. Ormai è una legge Arlecchino, fa sapere Mantovano in un colloquio con la Stampa, che adesso vediamo meglio a pagina 3. Sui balneari lo schiaffo del Consiglio di Stato al governo, cioè in pratica le proroghe sono illegittime, vanno fatte le gare per l'assegnazione delle spiagge. E poi ancora in prima pagina sulla Stampa Letizia Tortello, il reportage in fuga dal Donbass sotto il fuoco dei droni. Ma andiamo a pagina 3 perché Alfredo Mantovano affida alla Stampa di Torino le sue considerazioni sulla necessità di cambiare la legge Bossi-Fini. Il governo non è diviso, si sta solo discutendo e gli accordi tra gli stati permetteranno la lotta ai trafficanti. Con questo decreto avevamo fretta di inasprire le pene, poi cambieremo la Bossi-Fini che è diventata una legge
Arlecchino. Non è un muro contro i migranti, il decreto appena approvato facilita gli ingressi legali, la nostra posizione resta equilibrata. E poi le rimesse degli emigranti aiutano il bilancio dello Stato prima delle famiglie, i paesi coopereranno. In ogni caso, dice il sottosegretario Mantovano, bisogna mettere mano alla legge Bossi-Fini. Il sottosegretario, insomma, sta annunciando qualcosa di grosso perché sono 21 anni che è in vigore la legge Bossi-Fini. La Bossi-Fini, legge totem del centrodestra, sta per andare in pensione. Proprio lui, Alfredo Mantovano, da sottosegretario all'interno, fu uno dei padrini di quella legge. Non la disconosce oggi, ma oggi, dice Mantovano, quella legge ha troppi limiti, è diventata una legge Arlecchino. Bisognerà fare qualcosa di nuovo, ma con calma e in maniera articolata. Lasciamo con ciò la Stampa, andiamo a vedere La Verità di Maurizio Belpietro, apertura dedicata al presidente dell'Istituto Superiore di Sanità. Brusaferro non può più stare a capo della sanità italiana. Davanti ai pubblici ministeri, il presidente dell'Istituto Superiore di Sanità certifica la sua inutilità, scrive Belpietro. Non solo non ha applicato il piano pandemico, ma non sapeva neppure che esistesse. Era nel comitato strategico, ma in piena pandemia non vi prendeva parte e invece era prontissimo a obbedire al ministro Speranza. Il capogruppo di Fratelli d'Italia dice che al processo, il governo si costituirà parte civile. Poi c'è la Guardia di Finanza a Invitalia per la Ferrari cinese sponsorizzata da Romano Prodi, lo racconta Giacomo Amadori a pagina 8. Per il bolide cinese spinto da Romano Prodi arriva la Guardia di Finanza a Invitalia, la società pubblica dell'ex marito della conduttrice di A7 Mirta Merlino, l'impareggiabile gestore delle mascherine e affini in epoca Covid sotto Speranza Domenico Arcuri, che ha diretto per tantissimi anni Invitalia, che doveva attrarre investimenti in Italia. Giusto appunto, la Procura sta indagando per truffa aggravata, anche per una richiesta di finanziamento da 38 milioni di euro sul bolide cinese sponsorizzato da Romano Prodi. Taglio alto anche il pezzo di Francesco Borgonovo sull'indifendibile ministro della salute dell'epoca Roberto Speranza, dell'epoca del Conte 2 di Draghi, l'interrogatorio mai visto che inchioda Speranza, e poi a centropagina finalmente si cambia musica, contro Meloni la sinistra riabilita gli scafisti, il governo inasprisce le norme e parte il riflesso condizionato, i trafficanti di esseri umani sono un'invenzione della destra, eccetera, eccetera. Intervista sull'Europa, Adolfo Urso punta a un trattato del Quirinale anche con la Germania, e poi la commissione di inchiesta è finita se la guidano i Ricciardi Boys. Walter Ricciardi, ex consulente di Speranza, scrive ancora La Verità, tornando ancora alla vicenda Covid. Paolo Del Debbio commenta: la Sicilia non assume perché manca personale, sul reale esito di un concorso per 487 posti nei centri per l'impiego in Sicilia, e a concludere: per i giudici sono intoccabili i cartelloni degli atei e pro aborto, ti censurano solo se difendi la vita. Vediamo anche come la mette Libero. Libero mette in prima pagina la pallavolista Paola Egonu. Per 1 milione di euro la signora Paola Egonu scorda l'Italia razzista. Soffre di amnesia selettiva questa simpatica ragazza. I turchi non riescono a pagarle lo stipendio e lei se ne torna a Monza. Pecunia non olet, scrive Alessandro Sallusti, e ok, il prezzo è giusto. Quanto vale la lotta contro il razzismo? 800.000 euro più benefit. Vi ricordate Paola Egonu, la campionessa di pallavolo che lasciò l'Italia per la Turchia sostenendo di sentirsi discriminata qui da noi per il colore della sua pelle? Avete in mente Paola Egonu quando al Festival di Sanremo tuonava contro l'Italia paese razzista? Bene, quella stessa Egonu si appresta a tornare nell'Italia razzista, la Brianza, anzi cuore del razzismo, per circa 1 milione di euro, la cifra di ingaggio che le hanno proposto quelli di Vero Volley, prestigiosa società che milita in Serie A, che di fatto è diventata la prima squadra di Milano con la regia e i soldi di Giorgio Armani. Nel frattempo, scrive Libero, spunta un video del barcone che scagiona il governo. Su Cutro, l'agenzia europea Frontex verificò che non ci fossero criticità. La foto di Salvini, il suo compleanno, la festa a sorpresa organizzata dalla sua compagna Verdini
per i 50 anni con Meloni e con Silvio Berlusconi, il centrodestra riunito alla cena per i 50 anni del leghista Salvini. Vittorio Feltri scrive: siamo pieni di disoccupati e chiediamo più migranti. E poi c'è una cosa curiosa: cacciato da scuola perché è il nipote di Luigi Cadorna, scrive in prima pagina il quotidiano Libero. Corrado Cone, filosofo, si occupa del delirio di Bologna, via dalle targhe la parola patriota perché offende i partigiani, e poi un pentito è l'appunto di Filippo Facci che chiude la prima pagina di Libero. Vi si parla dell'ex mafioso Gaspare Spatuzza che otterrà la libertà vigilata dopo 9 anni ai domiciliari, 11 al carcere duro, il 41 bis. C'è poco da gridare allo scandalo perché parliamo del più importante collaboratore di giustizia dai tempi di Tommaso Buscetta, uno dei pochi, scrive Filippo Facci, per cui abbiano senso espressioni come pentimento e conversione, anche religiosa, visto che Spatuzza passò un periodo in convento e studiò all'Istituto Superiore Marchigiano di Scienze Teologiche. Spatuzza fece cose orrende, tacque a lungo, ma poi confessò le stragi per le quali era stato condannato, ma anche altre, terribili, capaci via D'Amelio, di cui non era stato nemmeno sospettato. Fornì le prove e i riscontri, dimostrò che a portare la famosa Fiat 126 in via D'Amelio era stato lui. Quindi smascherò il più clamoroso fallimento giudiziario del dopoguerra, cioè la macchinazione orchestrata col falso pentito Scarantino, appoggiato in istruttoria dal pubblico ministero Antonino Di Matteo, che costò ingiuste e pesantissime condanne per 11 persone, poi assolte quando 2 erano già morte. Spatuzza partecipò alla porcata che portò il dodicenne Giuseppe Di Matteo a essere sciolto nell'acido. Sono colpevole, disse nel 2010, ne darò conto non solo in questa vita, ma anche un domani dove troverò qualcuno ad aspettarmi. Ma questi sono affari suoi, conclude Facci. Qua giù in questa vita aveva siglato un terribile patto con lo Stato e lo ha rispettato. Otterrà la libertà vigilata dopo 9 anni appunto ai domiciliari e 11 di 41 bis, cioè di carcere duro. Detto questo, andiamo a vedere adesso appunto alcuni degli articoli principali della giornata. Li andiamo a vedere per come ce li ha shakerati, diciamo così, la nostra edicola, quindi cominciamo da Avvenire. Da Avvenire vi cito, siamo a pagina 10, un pezzo dedicato alla vicenda Covid, i dubbi dei tecnici sui segreti. La zona rossa era necessaria da subito. Nelle carte dell'inchiesta, scrive Enrico Negrotti per il quotidiano Cattolico, inchiesta di Bergamo, lo sfogo dei vertici della sanità lombarda. Al ministero ci chiedevano riservatezza, ma noi dicevamo tutto, cioè la Lombardia era più onesta del governo. I dati sulla pandemia intanto restano sotto controllo, scrive Avvenire, pagina 10, primo piano di cronaca interna, mentre da Avvenire c'è da segnalare anche, questo è il bello della nostra edicola che ce le mette lì tutte shakerate, una bella pagina, un'intervista anzi molto gustosa perché il personaggio è un personaggio molto stimolante sempre, Joele Dix, un'intervista appunto a Joele Dix su Dino Buzzati, ricreato a teatro proprio dall'attore Joele Dix. Cultore del grande scrittore Dino Buzzati fin da ragazzo, Joele Dix è in scena a Milano con lo spettacolo intitolato La corsa dietro il vento. Ho unito varie opere di Dino Buzzati, è come se ne fosse uscita una nuova a 4 mani. Mi colpisce sempre la sua totale attualità, dice Joele Dix, che sarà in scena oggi e domani, intanto a Roma, mi correggo, poi in tour per tutta Italia fino al 28 aprile a Varese e dal prossimo autunno di nuovo al Franco Parenti a Milano con Dino Buzzati. Nel frattempo dal Corriere del Veneto, vi ricordate la notizia dell'altro giorno, martedì pomeriggio, la consigliera leghista Milena Cecchetto ha denunciato di essere stata molestata sessualmente dal collega di Fratelli d'Italia Gio Formaggio a margine di una seduta dell'Assemblea del Consiglio regionale. Cecchetto ha parlato di un limite superato, di un episodio inqualificabile, inaccettabile, di un comportamento aggressivo e irruento del Formaggio, il quale si è difeso sostenendo che si sarebbe trattato di un gesto goliardico, una spintarella tra amici. La notizia ha scatenato molto imbarazzo nel partito di Giorgia Meloni, al quale appartiene il Formaggio.
dove molti invocano punizioni severe. Intanto però Fratelli d'Italia voterà per la sospensione di Formaggio e lui minaccia querela contro la leghista Cecchetto, molestata presuntamente. Il presidente del Consiglio regionale del Veneto Ciambetti, Lega, blinda la seduta, sanzioni per chi rivelerà il dibattito. Nel frattempo andiamo a vedere anche dal Corriere della Sera in edizione nazionale, dicevamo prima, il Corriere d'ampio rilievo in prima pagina e a pagina 2 alle accuse della Russia sul gasdotto Nord Stream, un atto terroristico degli Stati Uniti. Sono le parole del vice ministro degli esteri russo. Prigozhin intanto ringrazia il Cremlino per le munizioni, ma chiede soldati. Volodymyr Zelensky nega fermamente che vi sia stata alcuna responsabilità dell'Ucraina negli attentati che il 27 settembre scorso hanno seriamente danneggiato i gasdotti Nord Stream 1 e 2 nel Mar Baltico, causando peraltro massicce fughe di gas e inquinamento. Il caso resta aperto, è un mistero irrisolto che alimenta le tensioni tra la Russia e i paesi occidentali. Deve essere chiaro che noi non abbiamo nulla a che vedere con questa vicenda, ha detto il presidente ucraino, e rispondendo a un articolo del New York Times in cui si citavano fonti di intelligence che puntavano il dito contro gruppi filo-ucraini, pur escludendo che Zelensky o il governo ucraino ne fossero a conoscenza, lo stesso Zelensky ha aggiunto di considerare molto pericolose queste notizie del tutto infondate che fanno il gioco della Russia. Entrambi i gasdotti erano stati costruiti da Gazprom per collegare i giacimenti russi con la Germania. Al momento delle esplosioni, pur essendo pieni di gas, non erano operativi a causa delle tensioni tra Mosca e l'Unione Europea dopo l'invasione dell'Ucraina. Da subito è stato stabilito con certezza che un attentato del genere difficilmente può essere condotto da un'organizzazione che non sia sostenuta da uno Stato, ma i rimpalli di sospetti sono stati continui. Mosca continua ad accusare gli Stati Uniti. Il vice ministro degli esteri Ryabkov ha detto ieri: per noi è chiaro che Washington è responsabile di questo atto terroristico. Dal Corriere della Sera poi salta beccando, ma sempre in primo piano del dorso lombardo, ci sono alcune interviste ad alcuni dei nuovi assessori della giunta Fontana 2. Confermato Guido Guidesi, ottimo assessore in tema di economia e sviluppo, aiuteremo le imprese. Simona Tironi alla formazione, il fratello di La Russa, uno dei fratelli Romano La Russa, alla vicepresidenza, che non voleva, per cui sarà solo assessore alla sicurezza, e poi c'è una persona di cui parlano in molti perché il suo curriculum sembra nutrito soprattutto dal fatto di essere molto amica di Ignazio La Russa nel suo studio di avvocato e del figlio di lui, Geronimo. È la grande sorpresa di questa nuova giunta, la neo-assessora alla cultura Francesca Caruso, avvocata specializzata in diritto civile e di famiglia, vice sindaco a Gallarate e assessore alla sicurezza a Gallarate. In realtà condivide lo studio legale con Geronimo La Russa, figlio di Ignazio, è dirigente nazionale di Fratelli d'Italia, dal 2016 appunto assessore alla sicurezza a Gallarate. Francesca Caruso, 42 anni, è stata scelta come successora del leghista Stefano Bruno Galli ed è riuscita a soffiare il posto di assessore alla cultura al filosofo e scrittore Stefano Zecchi, che era dato per favorito. È stata una grande soddisfazione, si tratta di una delega di grande prestigio, dice la neo-assessora alla cultura lombarda. Sono grata al presidente Fontana e al mio partito. Non è una gara, affronto questo incarico con grande senso di umiltà e se posso aggiungere un fatto personale, un po' di cultura in famiglia io ne ho masticata perché mio zio era Fausto Papetti, il grande sassofonista che nacque a Viggiù, quel di Varese. Queste sono le referenze, diciamo così, citate dalla neo-assessora. Intanto, dal Corriere della Sera ancora, siamo a pagina 21 del dorso nazionale, dell'edizione nazionale, una pagina dedicata anche qui alla storia della Covid, i tamponi dell'Istituto Superiore di Sanità costati 750 euro l'uno, un po' cari insomma, lo stralcio romano dell'inchiesta di Bergamo, l'ipotesi di truffa per il presidente Silvio Brusaferro, che potrebbe finire nei guai, perché un tampone per il Covid l'ha messo a 750 euro, è il prezzo che l'Istituto Superiore di Sanità ha indicato per i primi 200 test fatti a Roma all'inizio della pandemia. Sul mercato, tanto per dare un'idea, non si andava oltre i 3 euro. Com'è che da 3 euro si va a 750, come ha deciso l'Istituto Superiore di Sanità?
Tra le posizioni indagate c'è anche quella di Silvio Brusaferro, presidente e rappresentante legale dell'Istituto Superiore di Sanità, per truffa aggravata ai danni dello Stato proprio su questo caso. Sarebbero però i primi 200 test, fate la moltiplicazione, 750 euro per 200, non è che sia una cifra stratosferica. Comunque, gli investigatori hanno trovato una mail, eccetera, eccetera. Mentre a seguire sul Corriere è interpellato Ranieri Guerra, intervistato Ranieri Guerra, laureato in medicina all'Università di Padova, specializzato in igiene pubblica. Nel 2018 è stato nominato direttore vicario dell'OMS, tra i direttori vicari. Durante le vicende Covid, la direzione OMS lo ha nominato inviato speciale presso il governo italiano e così è entrato nel comitato tecnico scientifico di Speranza e compagnia bella. Risulta indagato nello stralcio dell'inchiesta di Bergamo inviato a Roma per il mancato aggiornamento del piano pandemico e le autovalutazioni dell'Italia inviate all'Organizzazione Mondiale della Sanità. Il piano pandemico fui io ad avviare l'iter per farlo aggiornare, non ho mai occultato nulla, sono molto amareggiato, ho cercato di difendere il paese, è stato montato un castello di bugie e di falsità. Il danno alla reputazione non verrà mai cancellato, dice Ranieri Guerra, intervistato appunto dal Corriere della Sera. Adesso speriamo che si carichi le pagine successive, che così diamo conto di tutto il resto delle pagine selezionate per la rassegna stampa di stamani. Vediamo un po', intanto andiamo a guardare. Vi cito velocemente la pagina delle lettere del Corriere dove Aldo Cazzullo risponde a un lettore, la questione della diatriba tra nord e sud, l'unità d'Italia, i Borboni e tutta questa menata qua. Sappiamo benissimo che l'Italia era una pura espressione geografica, come disse Metternich, ma siamo ancora a discuterne a 160 anni di distanza, 170 quel che l'è. Berlusconi mi rubò un aereo, ma poi andavo alle sue feste. Questo invece lo racconta il 97enne e pimpante Francesco Merloni nel suo studio di Fabriano, nelle Marche. In mano un libro appena uscito sulla sua storia, Il secolo dello sviluppo, firmato da Giorgio Mangani. Nella tragedia dell'Aisel feci da interprete a Boniperti. Con la mia Ariston ho insegnato ai cinesi cos'è uno scaldabagno. Francesco Merloni, imprenditore, politico, è nato a Fabriano nel 25 Ancona. Figlio di Aristide, fondatore delle industrie Merloni e dell'Ariston, nel 72 parlamentare con la Democrazia Cristiana per ben 7 legislature. Dal 92 al 94 fu ministro dei lavori pubblici nei governi Amato e Ciampi. E da Merloni lasciamo anche la Unità d'Italia, andiamo di nuovo in pagina lombarda. Qui sul Corriere della Sera, edizione bergamasca, c'è la conferma di Claudia Terzi, bergamasca, che mantiene la delega alle infrastrutture che aveva già negli ultimi 5 anni. Lara Magoni ha avuto la delega come sottosegretaria, era assessore prima. Paolo Franco, un altro bergamasco, Fratelli d'Italia, è al suo esordio in giunta come assessore alla casa e housing sociale. La conferma di Claudia Terzi fa salire la tensione nella Lega, scrive il Corriere di Bergamo. Mugugni di sindaci e militanti che dicono sono state disattese le aspettative di rinnovamento espresse al Congresso. Nel frattempo, per tornare invece alla politica nazionale, Italia Viva prova a ricucire il terzo polo per il 2024, scrive il Corriere della Sera. Questa è una notizia di fondamentale importanza. E poi c'è una pagina invece che il Corriere in Cronaca di Brescia dedica a questa orribile vicenda di disabili maltrattati da 5 operatori che sono stati allontanati da una struttura bresciana, giusto appunto. Il GIP addirittura ha scritto è stata annientata la dignità degli ospiti di questa residenza, la RS di Seppilli, in città di Brescia. La denuncia della SST degli ospedali civili. Dalle indagini dei carabinieri, una serie impressionante di atti umilianti, un regime di vita penoso. 9 le presunte vittime delle violenze degli operatori sociosanitari che ora non si possono più avvicinare. Ci sono passaggi delle intercettazioni terribili, diventa una belva umana, stai attento, dicono a un disabile, ce ne possiamo pure ire in galera, agli atti tutte le vessazioni sistematiche di questi che se risulteranno effettivamente colpevoli sono più che infami, sono degli schifosi, dei luridi inenarrabili. Sindacati sul piede di guerra invece per la sanità pubblica in pericolo. Qui siamo sul Corriere di Romagna, l'allarme di CGIL e UIL. Rischiamo di consegnare la sanità emiliano-romagnola ai privati che cercano il profitto.
Nel mirino anche le liste d'attesa allungate, il blocco del turnover per il personale. Però Bonaccini è sempre stato descritto come un ottimo amministratore. E chi era la vice di Bonaccini alla giunta regionale dell'Emilia-Romagna? Il nuovo che è avanzato, Elly Schlein. Mentre lasciamo l'Emilia-Romagna e i rischi della sanità privata, sul Fatto Quotidiano sono 2 pagine firmate da Alfredo Bosco, che con Andrea Sceresini è stato ricacciato a casa. Nessuna spiegazione sul perché i loro accrediti stampa siano stati sospesi dalle autorità ucraine. Hanno raccontato il Donbass e l'Ucraina per molti anni, non gli sono stati più dati gli accrediti stampa, se ne sono tornati a Roma. E scrive oggi un pezzo, Alfredo Bosco, uno dei 2 giornalisti italiani, sul Donbass 2014-2023, il mio fronte lungo 9 anni. Preoccupa la deriva autoritaria del governo ucraino. La legge espande il controllo sui media. Questo l'ha detto il consorzio giornalistico dei giornalisti indipendenti IFJ. Mentre sull'invasione dei barconi si sofferma il giornale, Marina e Guardia Costiera hanno salvato 1.300 migranti e Fausto Biloslavo, a proposito di migranti, si occupa del premier britannico di cui abbiamo prima letto l'intervista su Repubblica, Rishi Sunak, il giro di vite stop agli immigrati in Gran Bretagna. Il premier britannico ha adottato uno slogan, Stop the boats, cioè fermare le barche dei migranti. Ha citato la tragedia di Cutro per ribadire pugno di ferro contro i trafficanti di esseri umani. Abbiamo visto di recente una tragedia al largo delle coste italiane, ha detto il premier inglese. Per questo è cruciale spezzare il cerchio delle gang criminali, lo ha detto in un'intervista al quotidiano Le Figaro. L'occasione era il vertice col presidente Macron, che ha rilanciato il contrasto all'immigrazione clandestina attraverso la Manica. È una realtà, ha detto Sunak. Le organizzazioni criminali facilitano i movimenti di persone e noi vogliamo offrire rifugio e santuario ai più vulnerabili del pianeta, ma non possiamo garantirlo se ci troviamo a dover gestire l'arrivo illegale di decine di migliaia di individui che non sono in pericolo, mettono sotto pressione il sistema e le nostre risorse. La linea, osserva Fausto Biloslavo sul giornale, la linea del premier britannico è molto simile a quella del governo italiano di Giorgia Meloni. Il premier inglese però è più deciso, più netto. Pochi giorni fa si è presentato in conferenza stampa con una scritta bianca su sfondo rosso sul podio, Stop the boats, cioè fermare i barconi dei clandestini. Lo slogan è stato preso in prestito da Tony Abbott, il premier australiano, che lo ha utilizzato una decina d'anni fa per vincere le elezioni, ma poi l'ha applicato con successo, respingendo i barconi e deportando i migranti illegali verso l'Australia. La linea dura di Sunak ha ottenuto conferme al vertice con Macron. Inghilterra e Francia hanno annunciato la costituzione di un nuovo mega centro di detenzione per migranti clandestini nel nord della Francia, ulteriore tappa prima della traversata della Manica, e 500 agenti pattuglieranno le spiagge francesi, ha detto il premier inglese, oltre a droni e tecnologie di sorveglianza. Londra darà nei prossimi 3 anni 541 milioni di euro alla Francia per questo scopo. Lo scorso anno oltre 45.700 migranti sono sbarcati in Inghilterra, un numero mai raggiunto prima. Sul giornale c'è poi l'intervista a Massimiliano Romeo, il capogruppo leghista al Senato. Il Mediterraneo brucia, va coinvolta la NATO per arginare l'ondata di migranti, l'instabilità rischia di scatenare fenomeni senza precedenti. Le ultime regole vanno nella giusta direzione, controllano i flussi regolari, bloccano i clandestini. Sempre sul giornale poi, oltre al pezzo di Grillo che va a processo con l'amico armatore, insieme coinvolti, non ancora a processo, però coinvolti i ministri all'epoca, Toninelli e Di Maio, c'è un articoletto interessante su il nostro editore preferito, lo svizzero Carlo De Benedetti, il quale tifa per la patrimoniale, scrive Paolo Bracalini, dalla Svizzera. Lui paga lo 0,9% di tasse alle casse elvetiche, ma consiglia per l'Italia una nuova supertassa. Pagarla in Italia? Ma va là, ha detto De Benedetti, io aiuto già i bambini malati, cosa volete che paghi le tasse in Italia? Fantastico. Show di Renzi invece, ci racconta sempre Luca Fazzo sul giornale, a processo Open.
il processo contro la sua fondazione. L'ex premier in aula con l'esposto contro il pubblico ministero, un libro rosso per una toga rossa, e il PM turco sbotta. La replica: ma come si permette? Il guardasigilli, il ministro Nordio, potrebbe optare per la procedura disciplinare nei confronti del sostituto. Ma perché lei ha tutti questi quaderni? Lei non può portarli qui. E Matteo Renzi arrivasse ieri nell'aula del processo Open, il procuratore aggiunto Luca Turco lo aveva messo in conto, perché già altre volte Renzi aveva voluto andare di persona in tribunale a Firenze a vedere in faccia il suo accusatore, ed erano volate scintille. Quello che il pubblico ministero turco non si aspettava era che Renzi portasse con sé 30 copie di un grosso quaderno rosso. Cosa ci fanno qui? Sbotta il magistrato, e Renzi gli risponde a brutto muso: ma come si permette? Lei non ha alcun titolo per dirmi cosa portare e cosa no. Decide il giudice, non lei. Faccia il suo e non si permetta una riedizione del faccia a faccia dell'udienza scorsa, con Renzi che diceva a Turco: io di lei non mi fido, e l'altro replicava: fa bene a non fidarsi. Cosa contenessero i quaderni rossi? Renzi lo ha spiegato ai cronisti fuori dall'aula. Si tratta della copia dell'esposto che il leader di Italia Viva ha inviato al ministro di Giustizia, alla Cassazione e a Sergio Mattarella come presidente del CSM. Nel mirino dell'esposto c'è proprio il magistrato turco indicato da Renzi come responsabile di un'inchiesta dettata solo da finalità politiche, violando il codice di procedura penale e le norme a tutela del Parlamento, e perfino una sentenza della Corte Costituzionale. Così Matteo Renzi, show al processo contro la Fondazione Open, tutti assolti invece per la Jolly Nero al processo d'appello a Genova, l'ira dei familiari delle vittime. Il 7 maggio del 2013 un cargo fece crollare la torre piloti del porto di Genova, causando 9 morti. I parenti in aula adesso si domandano: si sono uccisi da soli? Presente anche una delegazione dei familiari della strage di Viareggio, tutti assolti. Una sentenza di secondo grado di appello che ribalta il primo grado. Si è chiuso ieri con 6 assoluzioni il processo bis sul crollo della torre piloti di Genova, legato alla collocazione e alla pericolosità della struttura, crollata il 7 maggio del 2013. 9 furono i morti. Processo a Milano invece, ma non in aula di giustizia, sempre sul giornale di oggi. Milano, città dove gli affitti sono cari, c'è uno smog incredibile, criminalità e indifferenza, e dall'altro lato affari, opportunità, cultura. Ma davvero, si domanda Andrea Cuomo sul giornale, la città più contemporanea e attrattiva d'Italia è anche la più problematica d'Italia? Punto di domanda. Mentre sempre il giornale ci dà notizia di topolini nati da 2 papà. L'ultimo trofeo scientifico è una minaccia genetica, scrive Valeria Braghieri. L'esperimento è stato fatto in Giappone. I biologi assicurano che siamo lontani dal riprodurlo sull'uomo, ma l'ipotesi resta preoccupante, scrive il giornale. Si va verso il monogenitore, peraltro. Non servono 2 maschi per generare una nuova vita. Si può generare una nuova vita anche da un singolo genitore. Da una cellula della pelle si è arrivati alla fecondazione dell'ovulo. Buttandosi invece sulle cose più classiche, la contraffazione a Napoli, Il Mattino dedica un'intera pagina alle mani dei clan della Camorra sui gadget dello scudetto del Napoli. A pieni giri la macchina della Camorra per produrre bandiere e magliette per il prossimo scudetto del Napoli. Cambia la geografia del pezzotto, trionfano i volti dei calciatori del Napoli. Anche questo è un affare di Camorra. Nel Partito Democratico invece effetto Schlein in Campania, questo sempre dal Mattino di Napoli di quest'oggi, boom di tesserati per il partito di Schlein, a Napoli 200 adesioni in poche ore, nella roccaforte di De Luca sono 68, scrive il Mattino. Nell'intervista al premier britannico abbiamo già detto, c'è un'altra intervista su Repubblica invece, a Franco Puglisi, fratello di Don Pino, che fu vittima della mafia a Palermo. Spatuzza ha ucciso mio fratello, ma si è pentito ed è giusto che esca, dice Franco Puglisi, fratello di Don Pino, parroco di San Gaetano, ucciso dalla mafia nel 93. Mi ha scritto una lettera dai modi accorati, rivela il fratello di Don Pino, e quando mi sono trovato davanti a lui ho subito capito che era un uomo cambiato nel profondo. Il fatto che ora sia un uomo libero mi lascia indifferente. In linea teorica è possibile che anche Matteo Messina Denaro si penta, ma ne dubito.
Intanto su Repubblica c'è questa cosa curiosa, un'intera pagina dedicata al vademecum, la guida antimolestie per gli alpini. Fischi e frasi volgari non sono goliardia. Dopo l'ultimo raduno con decine di denunce di aggressioni verbali e gesti inopportuni, gli alpini hanno elaborato un manuale per educare al rispetto delle donne, scrive Repubblica. A proposito di donne, cara Berlino, quanto ti sei imborghesita, dice Monica Bonvicini, italiana da anni in Germania, che espone alla Neue, un'artista italiana, ma lancia un attacco al conformismo e alla crisi di una città che non è più attrattiva come un tempo, come Milano del resto. Sulla squadra di Fontana che scende in campo si sofferma anche Repubblica in dorso milanese, su 16 assessori le donne sono 5, insediata la nuova giunta. Per il PD è pessima naturalmente, per Letizia Moratti è mancato lo slancio, Gallera è stato ripescato in consiglio regionale, lo strapotere di Fratelli d'Italia, al comando arriva però un partito diviso. La novità, Francesca Caruso alla cultura, perde la corrente di La Russa, per il fratello niente vicepresidenza, eccetera. In Sicilia invece centrodestra spaccato, Schifani ottiene una tregua, l'autonomia del disegno di legge Calderoli è discussa anche da quelle parti, loro peraltro sono super autonomi già in Sicilia. Sui precari Covid, accordo per un punteggio aggiuntivo nei concorsi, ha approvato il via libera alla riforma Calderoli, ma la Sicilia chiede compensazioni, volgarmente quattrini, per l'insularità. C'è casino anche in Forza Italia con Miciche e poi c'è invece un pezzo dedicato all''ndrangheta e alle stragi, un'intercettazione shock, il processo si riapre, colpo di scena alla vigilia della Camera di Consiglio, scrive la Repubblica nel dorso palermitano di stamani. La Camera di Consiglio è chiamata a decidere se confermare che l''ndrangheta abbia dato il visto alla stagione delle stragi, con il sangue di 3 attentati ai carabinieri avvenuti in Calabria fra 93 e 94. Ma per i giudici il momento della riflessione è rinviato, perché a sostegno di quella tesi, già sposata in primo grado dalla Corte d'Assise, che per questo ha condannato all'ergastolo il boss palermitano Graviano e il Mamma Santissima calabrese Filippone, adesso ci sono non solo decine di dichiarazioni, ma anche una conversazione. I contenuti sono inediti. Per la prima volta affiliati di rango dei clan calabresi, ascoltati dai carabinieri, confermano che l''ndrangheta alle stragi ha detto sì e indicano perfino i nomi dei boss che per l'organizzazione tutta l'hanno fatto. Un'intercettazione che prova, che per questo, che è una prova, la definisce il procuratore aggiunto Giuseppe Lombardo, che per questo ha chiesto di riaprire l'istruttoria. Intanto noi ci salutiamo qua, chiudiamo qui la rassegna stampa, buon sabato a tutti, tra poco con voi Antonino Danna, il resto della programmazione ve l'ho già detto e naturalmente siccome noi abbiamo bisogno di un angelo che ci salvi dal disastro imminente, qua sta crashando il computer, siamo messi malissimo, la dedichiamo al nostro angelo, anzi al nostro angeluccio, la canzone seguente, There Must Be an Angel, ci deve essere un angelo o un angelucci.